Purtroppo dopo anni di enormi difficoltà amministrative, dopo tutto quello che è successo negli anni passati, ossia le sentenze del CGA che hanno in qualche modo innovato profondamente cioè che hanno creato hanno sovvertito alcuni che erano degli equilibri che c'erano nel settore della cartellonistica e la difficoltà degli organi politici a fare il loro dovere, ossia a regolare in maniera sana il settore, noi ci troviamo oggi in un punto di grandissima difficoltà. Non ci sono le norme che permettono alle aziende di essere regolari e quindi allo stato attuale tutte le aziende che stanno operando sono di fatto abusive perché non hanno nessun atto amministrativo che le utilizzi a operare. Questo qua è un danno gravissimo alle aziende, ma è un danno gravissimo anche in generale a tutta l'economia cittadina. Dopo anni di un settore che lo stesso assessore aveva definito incancrenito, non si è riuscito a voltare pagina, la legalità sembra ancora davvero lontana a venire e in qualche modo ora siamo arrivati a un punto di non ritorno. Io mi auguro sinceramente che la Giunta velocemente approvi il nuovo regolamento piano generale degli impianti e che si possa velocemente arrivare alle gare così come previsto dal regolamento che abbiamo votato lo scorso anno. Nel momento in cui chi opera non ha un'autorizzazione amministrativa per operare, inevitabilmente sta operando fuori dal sistema delle regole. Operare questo qua impone all'amministrazione comunale, al comune di irrogare le sanzioni. In molti casi le aziende sono vittime di un sistema che non gli ha permesso di essere regolari, le ha mantenute e oggi le ha relegate all'abusivismo, ma rimane il fatto che è un atto dovuto. Il comune non può scegliere di non farlo.